che danno l'80%, 90% del petrolio, i campi giganti. Allora, questa roba qua è in volume e i rossi sono in numero, quindi in realtà la roba importante è il blu. Comunque vedete che vanno decrescendo. Qua siamo dal 2000 al 2006, 90, 99, 80, 99, passiamo agli anni 60, 70. Quindi praticamente tutto il petrolio l'hanno scoperto qua. Adesso stiamo scavando come dei matti, non so se avete visto cosa è successo quest'estate, ci stiamo scavando come dei pazzi, evidentemente, perché bisogna essere pazzi, a proposito di controllo, di capire, no? cosa sono le conseguenze, no? Eccetera. Ecco. Evidentemente non se ne scopre più di petrolio. Quindi quando andiamo a dire che nei prossimi 35 anni dobbiamo consumare il doppio, andiamo a dire una cosa pesante. Perché dove sta? Vogliamo dire 70 anni? Allora facciamo il doppio più il quadruplo 6 volte. Ma a me piace pensare in maniera prospettica, francamente. Io fra 70 anni non ci sono più, diciamo la solita cosa banale, ma i nostri figli probabilmente sì, giusto? No, lui magari ci sarà tra 70 anni, sarebbe carino capire che cosa cavolo gli dovrebbe succedere tra 70 anni. E perché se non è carino non deciderlo, chi l'ha deciso? Chi si prende la responsabilità di decidere che non possiamo pensarci? Che non possiamo richiedere la responsabilità, il diritto, la governance di decidere questa roba? No? Non credo, sicuramente nessuno a voi mi ha mai interpellato su questa roba. Ora, andando veramente a finire, queste sono le curve teoriche per serve per dimostrarvi che effettivamente capiamo come funziona un giacimento. Quando si dice, e dico solo questa roba qua, quando si dice che il petrolio finisce, si dice che ce n'è metà. Perché questa roba qua è la curva di estrazione tipica di un giacimento. Per ragioni fisiche, quando tu arrivi a metà della risorsa, sostanzialmente, non riesci ad estrarla, non riesci a tirarla fuori, per quanto tu ci provi, non riesci a tirarla fuori allo stesso livello di prima. La curva teorica è un po' più chiara, è questa roba qua, va bene? In pratica, quando la scopro, ho una crescita esponenziale, raggiungo un livello di plateau, questo è il tipping point, cosiddetto, cioè il punto di picco, dopodiché ce n'è circa la metà qua dentro, dipende un attimo da cosa stiamo parlando, ma la mia estrazione, per quanti sforzi faccia, va giù in maniera esponenziale. Ora questa è la natura della crisi energetica che abbiamo davanti, che siamo a questo punto qua. Okay? Questi sono i dati dell'associazione dell'ASPO, l'Associazione Internazionale di Scienziati che Studia il Picco del Petrolio, e siamo, vedete qua più o meno siamo, ovviamente non è un questione di ora X, cioè non è adesso, è una questione di un periodo di 10-15 anni, no? Di plateau, più o meno, di capire quando arrivi al tipping point. Questa roba qua è il petrolio, questo è il gas e questo è il carbone. Il verde è petrolio, blu è gas e rosso è carbone. Ora, l'anno scorso, nel novembre del 2009, è uscita fuori un'intervista a una gola profonda dell'Associazione Internazionale dell'Energia che diceva no, queste sono delle cose assolutamente vere, perché le curve ufficiali delle stazioni del petrolio, che quando leggono dritto, no? Se voi guardate le curve ufficiali dell'Organizzazione Mondiale dell'Energia e dei produttori di petrolio, qua danno dritto, se non addirittura crescente. Allora questi colleghi qua gli dicono guarda, noi sappiamo tutti come funziona un pozzo di petrolio, questo nessuno lo mette in dubbio. Noi abbiamo i dati ufficiali dei pozzi di petrolio che tu dichiari, ci mettiamo sopra il modello e fuori sta roba qua. Vuol dire che tu ne hai altri di campi di petrolio. Perché non hai pubblicato i dati? Dove sta? Se poi voi andate a vedere la storia del petrolio scoprite che ad esempio nella notte di Capodanno del 2004, del 2001, non mi ricordo, il Qatar ha scoperto di avere il doppio, perché all'interno dell'OPEC tu hai diritto di venderle in maniera proporzionale alle tue riserve. Ha scoperto di avere il doppio, perché poteva vendere il doppio. No, quindi già queste curve tengono conto di robe del genere, no? Ecco. Ora una gola profonda della IEA ha detto guardate, questa è la curva vera e non ci sono state smentite, pubblicate sul Guardian, uno dei principali quotidiani inglesi. Quindi insomma, per concludere, abbiamo un problema, cioè la nostra principale fonte di energia, che è l'80% dell'energia che noi utilizziamo viene dagli idrocarburi, sta finendo, sta diventando cara in termini energetici, cioè la quantità di energia che io ci metto per avere l'energia cresce. Una volta negli anni 30, veramente sto dicendo, negli anni 30 per il petrolio domestico degli Stati Uniti il rapporto era 1 a 100, cioè mettevo una unità di energia e ne tenevo 100, c'era gratis, questo il gigante, no? Avete presente, i si facevano così e schizzava fuori il petrolio, no? Era proprio così. Adesso per il petrolio domestico degli Stati Uniti è circa 30 e più o meno è uguale per tutto il petrolio, vuol dire un fattore 3 più costoso in termini di energia, non è questione di dollari, di energia più costoso. Questo vuol dire un'erosione pazzesca del margine di profitto. Perché questo poi è il punto. Cioè, uno tira fuori
Se tu erodi i margini di profitto hai un problema, evidentemente. Quindi uno sta finendo nel senso che non riescono a estrarre tanto quanto serve a soddisfare la domanda. La domanda va su esponenziale e l'estrazione va giù esponenziale. Okay? Questi sono i dati di estrazione. Va bene, i dati di estrazione, di produzione del petrolio, non dati teorici, roba del genere. Va giù in maniera esponenziale. Okay? Qua siamo al 2004, è fuori adesso, qua, 2004 più o meno, okay? Vedete la succia di scala. Quindi sta andando giù la produzione. Vabbè. Forse perché non lo vogliono produrre tanto, ma perché? Vabbè. Terza cosa, l'effetto dell'utilizzo degli idrocarburi è quello che dicevamo, i cambiamenti climatici, che significano, secondo Stern, che nel 2006 ha prodotto Stern è l'ex capo della Banca Mondiale. Non è uno che sta dalla mia parte, i movimenti sociali, o roba, sta gente qua, è uno che sta lì, capo della Banca Mondiale, quindi ha un certo modo di vedere. Ha fatto un'analisi per il governo inglese e ha detto, oh, se non cerchiamo di mitigare i cambiamenti climatici, noi rischiamo che nel prossimo secolo spenderemo dal 5 al 20% del prodotto interno lordo mondiale per mettere mano, per dover riparare, ma anche facendo anche localmente, no? Ai disequilibri che stiamo provocando. Ora, dal 5 al 20% del prodotto interno lordo mondiale è una quantità di ricchezza pazzesca, quindi di nuovo un grossissimo problema di erosione del margine del profitto. Quindi abbiamo questo triplice problema di fronte che determina quella che è la crisi energetica che ce l'ha, ed è di questo che di cui parlavano Cooperato. Evidentemente c'è la necessità di fare uno shift di paradigma energetico, quindi di produzione. No? C'è necessità di fare questo shift. L'unica tre fonti energetiche quali sono? Quelle che tutti noi, più o meno, pensiamo essere beni comuni. No? C'è il sole, l'aria, la geotermia, le acque, no? Evidentemente. Se io dico beni comuni non c'è bisogno di essere filosofi politici per capire di cosa sto parlando. Anche perché è facile mettere l'esercito intorno a un pozzo, è più difficile metterlo intorno al sole. Cosa fai? Metti un soldato per avere controllo della fonte di energia, metti un soldato su ogni tetto, cosa fai? E l'energia è la leva di comando principale dei nessi sociali e produttivi che abbiamo, entro cui siamo immersi oggi. Questa è un'affermazione, diciamo, tecnica, poi ognuno la prende come vuole, può star bene o no. Il problema è che evidentemente nel momento in cui io cambio il paradigma di controllo dell'energia, dove il controllo dell'energia è sia il controllo della fonte, ma il controllo della produzione, è il controllo dei modi d'uso e delle destinazioni sociali dell'energia. Come viene organizzata la metropoli non è indifferente, ma il problema è che io non ho la governance. No? Allora questo poi diventa il tema, quindi se mi chiedo il tema qual è? E come si utilizzano, anche il petrolio è un bene comune, sta nella terra, chi ha detto che deve essere privato? Oltretutto, cioè non è una questione di socialismo di comune, lasciate stare i fossili del Novecento, non c'entra niente. È un modo di pensare le responsabilità collettive, perché poi la vita che ti trovi fuori, quando vai fuori dalla porta, te la trovi comunque. Il problema che abbiamo di fronte è questo, un problema di governance, di un problema che è stato creato e che evidentemente si vuole risolvere all'interno dello stesso paradigma che l'ha creato, che è un processo di accumulazione, che va a vantaggio della massima profittabilità e non del massimo vantaggio per tutti in dignità per ciascuno che non è. Direi, sono sforato questo.